Municipi più accessibili con il video interpretariato nel linguaggio dei segni grazie a una start-up innovativa nata a Ca' Foscari e a una nuova legge regionale varata lo scorso 15 febbraio che riconosce la lingua dei segni e promuove l'inclusione sociale delle persone sorde. Il servizio si chiama Visit Live, è stato sviluppato all'Ateneo Veneziano e mette a disposizione via app interpreti in lingua dei segni italiana. Apripista il comune di Mira, nel Veneziano, ma altri stanno seguendo l'esempio come Monastieri in provincia di Treviso. Ho creduto fino da subito nel progetto sviluppato da giovani nel nostro territorio e da Ca' Foscari, spiega il sindaco di Mira, Marco Dori. Un valore aggiunto, oltre che una brillante idea, una tecnologia al servizio della comunità e contro le barriere linguistiche. Il primo cittadino di Mira ha intenzione di sperimentare la traduzione con la lingua dei segni anche in consiglio comunale, magari con la diretta streaming. A disposizione degli enti pubblici il servizio di video interpretariato professionale da remoto via computer e tablet in linguaggio dei segni e in 15 lingue vocali che offre la possibilità di interloquire con i cittadini sordi e con cittadini di lingua straniera con un interprete in linea in meno di 3 minuti dalla richiesta. L'auspicio è che la legge possa concretizzarsi presto in una serie di altre azioni concrete che permettano inclusione, integrazione e accessibilità a tutti i cittadini sordi in tutti gli ambiti su tutto il territorio.